e soprattutto che cosa va a risolvere all'interno di questo settore? L'azienda Zamperoni nasce nel 1980 da mio papà, ha deciso di fondare una sua azienda per una passione personale, ha studiato da solo, si è comprato i torni e ha cercato di fare i pezzi finché non ci è riuscito. Siamo partiti da un'officina molto piccola costituita da mio papà e da un altro operaio che lavora con lui appunto da 30 anni, partendo da meccanica di precisione, torni, frese, fino ad arrivare al settore odontotecnico per finire nel 2008 con l'idea di mio padre di entrare nel settore del pellet. Mancava la risposta di mercato di un componente che era per l'appunto la coclea, quindi mio papà ha adattato i macchinari che aveva per la costruzione di determinati componenti che poi hanno costituito il prodotto finale, la coclea. Partendo da una coclea molto piccola fino ad arrivare a quella che vedete alle mie spalle, la più alta presentata quest'anno in Fiera Progetto Fuoco, alta 6 metri. Quando si ha una stufa a pellet, trasportare il pellet da una parte all'altra è una cosa assai scomoda e per questo mancavate voi. Può sembrare assurdo, però i sacchetti di pellet per persone magari più anziane sono pesanti da portare. Risulta difficile caricare ogni ora, ogni 2, ogni 3 o un serbatoio di una caldaia o un serbatoio di una stufa, quindi ci sono arrivate numerose richieste di svariate lunghezze e misure per creare appunto delle cocche che ci trasportassero il pellet da un serbatoio molto capiente a una stufa o una caldaia. Nascono i primi prodotti che poi sono stati sviluppati in cocle vere e proprie fino al colosso dietro di me. Quali caratteristiche devono avere deve avere questa componentistica per risultare eccellente per l'utilizzatore? Deve lavorare in verticale senza mangiare il pellet, vale a dire il pellet parte del serbatoio, arriva alla camera di combustione o della stufa o della caldaia integro, non deve arrivare in segatura, e questo problema è stato risolto da mio papà tramite un segreto. Possono lavorare anche in inclinazione, l'importante è che non si lavorino in orizzontale, perché questo per l'appunto non siamo riusciti a risolverlo. Devono avere una spirale di buona qualità ed un perno lavorato in una determinata maniera. Con un semplice clic si può azionare o addirittura con dei sensori si possono inserire degli orari a cui il motore viene azionato e viene spento in maniera automatica, in maniera che si carichi il pellet da solo senza travasarlo ogni volta. Ci hanno chiesto una coclea da 18 metri, adesso vediamo se ce la facciamo. Qualsiasi misura, lunghezza, diametro, mio papà lo può fare, fa il disegno, lo progetta, vede quale motore può andare bene, quale diametro, e propone poi al cliente la sua proposta. Difficoltà nell'applicazione di questa meccanica all'interno del proprio impianto. Quelle più piccoline da 2 metri sono facili, insomma, si montano facilmente, non pesano molto. Quella da 6 metri ci hanno messo un po' di tempo perché comunque pesa, c'è stato bisogno di una piattaforma elevatrice. Perché utilizzare una meccanica di questo tipo per la propria stufa a pellet? È comodo, c'è poco da fare, è comodo, è easy, è molto semplice, non si fa fatica, si schiaccia un bottone e basta. www.zamperoni.it e lì trovate tutti i nostri prodotti.